Bene ragazzi, qui è nuovamente Savuda e siamo con la nuova analisi sulla partita dell'Italia, Italia-Inghilterra. Italia-Inghilterra che è il quarto di finale in uscita dalla fase iniziale del torneo, quindi chi vince si aggiudica la semifinale. Una partita che già dai pronostici si pensa che sarebbe potuta andare ai rigori e infatti così sarà alla fine, con l'Italia che ci farà prendere un infarto perché non è mai stata, diciamo, la brillante ai rigori. La partita inizia con un'impronta decisa da parte dell'Italia, un'impronta che comunque lascia all'Italia il gioco, praticamente l'Italia fa il gioco durante tutta la partita e questo è evidenziato già dall'inizio della partita, perché nei primi 15 minuti l'Italia fa il possesso e crea le prime occasioni, ad esempio un tiro fiacco di Balotelli da lontanissimo, già dal 36esimo secondo. Questo possesso dell'Italia però non porta a tanto perché alla fine in fase di conclusione e nella fase dell'ultimo passaggio sono sempre stati imprecisi e poco efficienti. Poi diciamo che l'Inghilterra ha avuto delle fiammate, soprattutto praticamente sempre in ripartenza veloce, con l'Italia che ha concesso troppo dal punto di vista difensivo perché effettivamente hanno fatto degli errori e solo grazie agli errori dell'Italia l'Inghilterra è riuscita a creare delle occasioni pericolose, però c'è da dire che il primo tempo e anche il secondo alla fine continuano così con questo sfrenato attacco dell'Italia, sfrenato possesso dell'Italia che a volte crea le occasioni e non riesce a mettere la palla dentro. Anche Balotelli sì, ha avuto delle occasioni, non è stato, diciamo, non erano le palle più comode da mettere dentro la porta, però avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa di meglio. Questa volta non mi sento di suddividere la partita in periodi, cioè i primi 10 minuti, la seconda metà del primo tempo, eccetera eccetera, perché alla fine la partita è stata bene o male tutto uguale. Diciamo che praticamente l'Italia rischia purtroppo troppo su... diciamo, ve l'ho detto, la partita dell'Italia è stata più o meno tutta uguale. Tutta impostata sul possesso, tutta impostata volte sui lanci che secondo me non sono utili, con Cassano in attacco e Balotelli che comunque non sono dei saltatori, non sono delle torri, e Balotelli di testa la palla non la prende, cerca sempre di stopparla, alla fine viene anticipato spesso. Balotelli che comunque non ha giocato male perché è stato propositivo, anche se comunque sempre un po' troppo pigro sotto porta. Invece sono rimasto deluso da Cassano che non brilla, secondo me non ha le gambe per poter affrontare le partite, è un po' stanco e le idee ce le ha, sicuramente ha delle fiammate, ma non secondo me con quella grinta e con quella fantasia che ti potrebbe dare Giovinco, che secondo me dovrebbe giocare titolare a fianco di Balotelli. Montolivo è stato un nuovo innesto in questa partita e ha giocato molto bene, infatti secondo me è uno dei migliori in campo dell'Italia assieme a De Rossi e Marchisio, e sono rimasto deluso nuovamente da Pirlo. Perché da Pirlo? Perché secondo me Pirlo a volte, cioè comunque non è colpa sua, gli attaccanti non fanno movimenti e Pirlo è costretto a buttare la palla e a volte perderla. È un grande giocatore, ha delle buone invenzioni, però a volte esagerando un pochino si rischia di perdere troppi palloni, ed è quello che è successo all'Italia nelle ultime partite. Anche quest'ultima partita l'Italia ha fatto una quarantina di tiri, diciamo 25-30, e non ha finalizzato, e questo non può andare bene. Contro la Germania ne prendiamo 10 se non facciamo così. E questo tutto il primo tempo, anche il secondo tempo, l'Italia che attacca, ha delle occasioni e si fa prendere in contropiede, rischia, perché poi
fa degli errori che sono causati anche dall'ansia di non riuscire a segnare. Se tu non riesci a segnare durante tutta la partita con milioni di tiri, prendi palo, prendi quello, da sottolineare tra l'altro il grandissimo sinistro al volo all'inizio del primo tempo di De Rossi, che ha colpito praticamente il palo all'altezza dell'incrocio alla destra di Hart. Diciamo che quindi se non riesci a segnare alla fine ti demoralizzi, però l'Italia diciamo che è rimasta abbastanza concentrata e ha giocato tutta la partita col possesso e anche tutto il tempo supplementare ha continuato a pressare. Non sto a dirvi tutte le varie occasioni perché sicuramente le avete viste e non ha senso, ripeto, dividere tutta la partita perché tanto è stata tutto uguale. Ha senso fare un po' di discorsi, nel senso che non va bene così, non va bene fare tanti tiri senza segnare, non va bene fare errori in fase di impostazione, bisogna essere più concreti, bisogna avere più coglioni, diciamo, perché se arriviamo nelle fasi finali con questa poca grinta, ci sono altre squadre con più grinta che sebbene abbiano meno qualità di noi sicuramente possono batterci. Siamo arrivati quindi ai calci di rigore. I calci di rigore non sono, diciamo, non sono la grandissima risorsa dell'Italia perché a parte Francia contro la Francia in Germania nel 2006 l'Italia non è mai stata fortunata con i rigori e infatti lo dimostra all'inizio con Montolivo che sul secondo rigore dell'Italia tira fuori la palla e andiamo sotto 2-1 con il successivo gol di Rooney che tira un rigore spiazzando Buffon e tirandolo esattamente dalla parte opposta, anche forte, anche se l'avessi intuito sarebbe stato comunque imparabile. Per fortuna Young prende la traversa e poi Cole si fa parare il rigore da Buffon. Un rigore successivo al cucchiaio di Pirlo è quello di Young e io dico ho perso 45 anni di vita con il cucchiaio di Pirlo perché mentre la palla era lì che faceva la sua traiettoria per arrivare in porta, a me sembrava che stesse andando da qualsiasi parte tranne che nella porta perché all'inizio non si capisce che è un cucchiaio. Poi Diamanti fortunatamente spiazza di nuovo Hart e fa gol e questo ci aggiudica almeno altre 2 partite. Dunque la semifinale e poi se si dovesse perdere la semifinale la partita del terzo e quarto posto, se si dovesse vincere la partita per il primo e secondo. Non dico vorrei dare dei consigli a Prandelli perché sicuramente non mi segue, però posso dire che secondo me l'Italia dovrebbe cercare di spingere di più. E come può farlo? Ritornando al modulo delle prime 2 partite, l'Italia con la Spagna ha fatto tante occasioni e secondo me dovrebbe giocare con un 3-4-3, tornare al modulo di cui ha usufruito con la Spagna, lasciare in avanti Balotelli e Di Natale e mettere dietro le punte Giovinco, poi tutto il resto come era la prima partita, con la difesa a 3 e magari anche De Rossi nella difesa a 3, che non mi era dispiaciuto, perché con la difesa a 3 errori ne avevano fatto pochissimi, invece adesso ne stanno facendo moltissimi. Quindi chiudo questo video dicendo che non c'è tantissimo da parlare di questa partita perché è appunto una partita che è finita 0-0, il gioco è sempre stato poco dinamico ma sempre ripetitivo. L'unica cosa da dire è grazie a Buffon, grazie a Pirlo, Diamanti e tutti coloro che hanno segnato i rigori e sperare che la prossima volta con la Germania l'Italia possa non proporre di più in fase offensiva ma finalizzare di più. Quindi qui da Saluta è tutto, alla prossima!